frigo Maria Grazia. Se la vuole essere ripresa a telecamere o no? Ma non sono neanche fotogenica, ne farei a meno. Allora, niente telecamere. Frigo Maria Grazia, dove è nato? Nata a Milano l'8 settembre 1937. Residente dove? Residente a Molino del Piano, in via di Montetrini 2. Devo leggerlo? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. A te. Scusate, sono un po' emozionata. Niente. Calma, signora tranquilla. Bene, Pomistero. Grazie, Presidente. Signora, può spiegare innanzitutto alla Corte qual è la sua professione, se lei ha un'attività? Io sono titolare con mio marito e i miei figli di una ditta artigiana di produzione di borsi, portadischi e portanastri, articoli per la pulizia dell'alta fedeltà. Mi occupo della mansione amministrativa e anche manuale al caso. Senta signora, ricorda lei di essere stata, anzi innanzitutto, la domenica del 29 luglio dell'84 a Vicchio, nei pressi della fattoria L'Arena, presso un'abitazione di amici o conoscenti o parenti, e di aver notato qualcosa che successivamente ha poi raccontato alla polizia e al PM? Certo. Ci vuole raccontare innanzitutto come è venuto questo ricordo e cosa ha visto? Va bene. Allora, con mio marito e con la bambina, che allora aveva 9 anni e mezzo, eravamo ospiti in casa di parenti. Siamo, scusi, alla domenica 29 luglio dell'84? Certamente, 29 luglio. E eravamo lì già dal pomeriggio, anche forse a mangiare, in questo momento non lo ricordo. Ci siamo trattenuti anche per la cena e dopo cena, siccome c'era presente anche la bambina un fratello della famiglia, sì, queste bambine giocavano fuori nel giardino prospiciente alla vallata. Mi scusi se la interrompo, ma è per focalizzare. Siamo in linea d'aria sopra la piazzola di Vicchio dove avvenne l'omicidio. Poi vediamo su una cartina. Certamente. Sulla strada che dalla Sagginalese va verso la fattoria L'Arena. Sì. Siamo in una casa su quella strada lì. Più avanti. Verso la collina, la montagna. Verso la collina, bene. Certamente. E le bambine giocavano fuori tra i cespugli, eccetera. Io e la signora Lidia eravamo uscite a fumare una sigaretta perché... Lidia, scusi, ricorda come si chiama? Lidia Falchetti. Falchetti. E siamo uscite con la scusa di guardare le bambine a fumare una sigaretta, perché eravamo le uniche due che hanno questo brutto vizio. Era già molto scuro, proprio le bambine si vedevano appena, si notava la bambina dei bianchi perché aveva una maglietta bianca, e quello era un giorno che aveva, diciamo, inaugurato la sua prima minigonna, perché aveva 1 anno e mezzo circa più della mia. Loro giocavano. Che età avevano? 9 e mezzo. Beh. Sì. E loro giocavano tranquille, noi si guardava il panorama, perché chiaramente anche se buio e fresco si vedevano le luci delle varie casette anche molto lontane, eccetera. All'improvviso si sente un boato assordante, proprio lungo, con un eco, diciamo, di questo rumore. Sì, continuo, un fragore proprio. E le bambine corrono verso di noi spaventate. Cosa è successo? Io a quel momento ho detto, ma a Cipicchia ci sono di già i cacciatori, perché la caccia non doveva essere ancora il momento. E la signora Lidia invece dice, ma io direi di più che è stato lo scoppio di un pneumatico. A Cipicchia ho detto, se è un pneumatico questo è un tir. Ma
una battuta. La serata prosegue con cose varie, diciamo, chiacchiere, passeggiatine, eccetera, insomma. Non avevo particolarmente premura di tornare a casa perché la mia bambina, anche se andava al campo solare in quel mese di luglio, avevo deciso che l'avrei tenuta a casa perché avevo visto che si grattava. Allora ho detto: qui ci sono i pidocchi in arrivo, sarà bene che domani gli dia un'occhiata. E quindi, anche se nel chiacchierare si faceva tardi, non ci ho fatto caso, perché altrimenti noi d'abitudine tornavamo via sempre verso prima di cena, anche, diciamo. In quel momento, appunto, avevo detto di questo fragore, eccetera. Allora dopo siamo rientrati in casa, abbiamo finito di fare appunto queste chiacchierate, queste cose. A un certo punto guardo l'orologio che era sul camino e faceva 00:05. E io ho detto: Giampaolo, via, per piacere, andiamo a casa. Guarda, a suo marito, quindi? Sì, scusi, sì, scusi, a mio marito dico: Giampaolo, andiamo via, guarda, la bambina sta cascando dal sonno e non abbiamo mai fatto così tardi. E allora sì, ci salutiamo tutti, si esce, si monta in macchina. In quel momento la bambina mi dice: ma la zia Lidia non vengono giù a Firenze? E io le ho detto: no, loro si trattengono a dormire e scendono domani mattina. Basta. Mio marito mette in moto la macchina, facciamo un tragitto che può essere 60 metri. Un tragitto in discesa verso la Saginalese? Sì, certamente in discesa. Ora, succede questo, che quella strada è grande proprio come una macchina, cioè la Citroën di mio marito o prendeva i rovi a destra o prendeva i rovi a sinistra, e in più una strada molto molto sconnessa, perché con la pendenza, bastava magari un temporale estivo, eccetera, si formavano delle buche tremende. Andavamo a una velocità, si può dire 2 all'ora in un certo senso, e mentre fa una manovra di sollevare quel meccanismo che ha la Citroën per alzare le ruote perché così non picchiava sotto, io vedo che in fondo, in salita veniva verso di noi una macchina senza i fari accesi a una velocità incredibile. Allora ho detto: guarda Giampaolo, arriva una macchina, perché lui è sempre così, perché con la macchina al buio forse non sapeva dove mettere chiaramente le mani, però questa macchina si avvicinava e io gli ho detto: ma Giampaolo, per piacere, questo non ha intenzione di fermarsi? E lui mi fa: oh Maria Grazia, tu vedrai che se non vuole rimetterci si ferma, perché chiaramente la Citroën con l'avantreno che ha è una macchina piuttosto ostica da, diciamo, demolire. E in quel momento, siccome io ero seduta nel sedile posteriore, avevo abbassato il sedile davanti perché la mia bambina, si può dire che si stava addormentando, io ho detto: questo lo guardo come si deve in faccia, perché se giuro mi capita di incontrarlo di giorno, lo fermo e gliene dico 4. Io ero veramente spaventata. Insomma, fa una curva velocissima, viene talmente veloce verso di noi che ero proprio... Pensava a un urto frontale? Sì, io pensavo a un urto frontale, perché la strada, come ripeto, è grande come una macchina, e quella è una strada che anche di giorno, se si incrocia qualcuno, bisogna farsi una serie di convenevoli, passa lei, passo io, trovare uno slargo per mettersi, per spostarsi, eccetera. Questo invece viene a tutta velocità e all'improvviso, a una distanza, non direi 5 metri, a una distanza così, fa una virata inverosimile sulla nostra destra. Cioè vi passa davanti, ci taglia la strada. Taglia la strada. Anche se la strada era unica, lui in quel momento ci ha tagliato la strada. Quindi l'ho visto molto bene perché lui aveva i fari spenti e io invece, noi avevamo i fari accesi.
Cioè veniva su al buio o con delle luci piccole? Solo le lucine di posizione, Ok. proprio niente, oserei dire, non poteva vederci con quella luce lì, chiamiamolo così. Mentre invece noi, illuminando la macchina, io l'ho visto molto bene e ho visto che una persona piuttosto con il collo taurino, capelli tagliati a spazzola, un grigio come potrei essere io, diciamo, ben pettinato, sembrava che fosse andato dal parrucchiere, dal barbiere, anzi nei paesi c'era la domenica mattina o al massimo il sabato, e una camicia scozzese, un colore sui toni dell'azzurro, un collo aperto, niente collane, le braccia, aveva le maniche lunghe, la camicia rimboccate, niente orologi. E mentre gira così velocemente in questo posto, che praticamente ha fatto una frenata, e mentre frenava noi eravamo già con la macchina al livello della macchina che si era fermata. Gli siete passati accanto? A quel punto? Praticamente accanto, sì. E ho detto, ma guarda, incredibile. Siete scesi, suo marito? No, mio marito ha detto, ma voleva quasi scendere. Poi è un carattere molto accomodante, molto... Per me io sarei scesa e davvero glielo avrei detto due. Ma lui dice, vabbè, non è successo nulla, questo si vede che conosce bene il luogo e quindi è entrato dove poteva pensare che andasse Per evitare bene. la collisione? Sì, perché dalla nostra posizione praticamente noi passavamo in una strisciata di rovi, canne, insomma una strada piuttosto difficile, selvaggio, difficile. sì. E non eravamo nella condizione di vedere che invece subito dietro a questa siepe c'era questa possibilità di svoltare Sulla vostra destra? sulla nostra E la destra. sua sinistra, dico, che veniva in su. Sì, è la sua sinistra, certamente. A quel punto dice, ma guarda, ma è possibile? Mio marito mi pare che ha detto, ma guarda, Briaco di Sigaro, ma che vuoi, sarà stato a un festival, luglio particolarmente tipico, insomma, che ci siano delle feste del genere. Niente, ha detto, avrà bevuto, insomma, però io gli posso assicurare che la faccia da bevuto non ce l'aveva. Aveva uno sguardo determinato, era proprio convinto di non volerci né avere un incidente. Ma come mai lo guardò così bene? Per la manovra? Cioè perché... Sì, capisce, fino all'ultimo momento non mi è sparito davanti. Per me lui ci veniva incontro e facevamo un incidente. Ecco, era proprio una cosa così drammatica. Io poi sono un tipo piuttosto strano, quando sono in macchina che non guido io, freno prima degli altri, vedo il semaforo prima degli altri, insomma sono un po' rompi. Poi cosa accadde? Niente, a quel punto dice mio marito, vabbè, è andata bene, tiriamo dritto, ma addirittura mi ricordo che aveva fatto l'accenno di frenare e fermarsi. E poi ha detto, no, via, lascia fare, bambina dorme, andiamo. Ricorda di che colore era questa macchina? Che tipo? La macchina era bianca, bianco che lì per lì mi poteva sembrare anche un panna o polverosa. C'era polvere lì? È una strada sterrata di quel tipo bianco, insomma, tutto... Ho capito. Non terra nera, ecco, terra bianca. Bene. Ecco. Quindi voi proseguite? E proseguiamo e si scende dell'altro, passano diverse centinaia di metri, eccetera. Sempre verso la Sagginanese. Arriviamo in un certo punto della strada che, sempre venendo in salita, veniva una macchina rossa. Una seconda macchina? Una seconda macchina, andava a andatura
tranquilla, sostenuta il giusto per mantenere la strada in salita. Ecco, non certo mi ha dato l'impressione che avrebbe fatto come la macchina precedente. Questa macchina rossa, però, noi siamo sempre in direzione, sempre discesa, questa macchina finita la sua salita, svolta alla sua sinistra. Cioè vi taglia la strada anche questa? No, per niente. C'era spazio. C'era spazio e poi praticamente non ci sarebbe stato il motivo di fermarsi per dire passa lei, passo io. C'era spazio. Comunque vada, questo spazio non è stato necessario perché questa macchina, invece di continuare la camminata a salire per quella strada, ha svoltato sulla sua sinistra. Sulla sua sinistra. E basta. Io tra l'altro in quel momento mi ricordo di aver pensato, guarda, questo è mi scusi la parola, ho detto, questo è il contadino che abita da quella parte, perché o il giorno prima, di giorno, o una settimana prima, perché d'estate noi ci andiamo spesso, il sabato e la domenica sono 2 giorni di chiusura del lavoro, eccetera. L'avevo già vista. Macchina rossa? La macchina rossa, sempre una macchina che guidava in modo tranquillo, eccetera. E l'ho vista girare da quella strada lì, cioè quella che poi la sera del 29 ha fatto per non incrociarsi, diciamo, no, non posso dire per non incrociarsi, l'ha fatta perché andava di lì, insomma, ecco. E ho detto, guarda, anche lui deve essere ritornato dal festival, da qualche cosa, insomma, perché dentro di me ho pensato, questo è uno che abita lì, siccome l'avevo già vista, questa macchina, però ho riconosciuto la macchina, non potevo dire se dentro c'era 1, 2, 3, 4 persone, io ho visto semplicemente la macchina che facendo lo stesso tragitto, io per associazione di idee ho detto questa è la macchina di quello che abita in quei paraggi. E invece non è? Vada avanti. Dunque, senta, questa macchina, scusi, che si è messa sulla sua sinistra in questa strada dove porta? Lei l'ha vista poi? Questa strada la strada percorsa dalla macchina rossa. Senta, la macchina percorsa dalla strada, la strada percorsa dalla passando di giorno, io avevo visto che era una strada che entrava in un grande campo seminato, mi pare che a quell'epoca era tutto a vigne. Però avevo pensato che fosse una strada che portava a una casa colonica che c'è lì e che può avere benissimo 2 entrate per motivi loro, insomma. Perché la casa colonica rispetto a questa strada è sulla sinistra? Sì, è sulla sinistra, si vede da questa strada in discesa, si vede che la casa è lì. Questa strada in discesa poi l'ha percorsa, ha visto dove va a finire o le hanno detto dove va a finire questa strada percorsa dalla macchina rossa? Sì, quando sono andata a fare il sopralluogo e dove ho detto che era arrivata la macchina, io fino in fondo non ci sono andata, ci sono andati il personale competente, diciamo, però l'unica cosa che ho sentito quando sono ritornati, fra di loro dicevano all'ispettore che c'era, dice guardi che dà proprio sulla piazzola. La parte superiore della piazzola, poi abbiamo delle foto fatte in passato. La parte superiore della piazzola dove c'era stato l'omicidio. Sì, e io ho chiesto, però questo in fase certamente. Io lì dove andava quella strada non lo sapevo. E nemmeno ci sono mai passata. Era una strada transitabile all'epoca? No, io l'ho definito un tratturo perché aveva proprio i segni di dove passa un trattore, di dove passa un carro, dove possono passare. Invece quando ha fatto il sopralluogo con la polizia... non esisteva più non la esisteva strada, no, era tutto a erba e praticamente questa strada è perché io me la ricordavo
veramente per me c'era, l'avevo vista più di una volta questa strada, e mi ricordavo appunto che ci ho visto passare le macchine, quindi le macchine, 2 volte questa macchina rossa, tra l'altro, non altre macchine. Niente, noi continuiamo per la nostra strada, si arriva io la chiamo la strada provinciale, quella asfaltata, giriamo a sinistra verso Pontavicchio. Mentre sulla destra, per capirsi, è dove c'è stato l'omicidio. Sulla destra, ma passato penso 200-300 metri. La direzione La del luogo direzione dell'omicidio è destra, sulla destra. sì. Noi invece abbiamo preso la direzione sinistra. Pontavicchio. La solita che facciamo per ritornare a Molin del Piano. Ho capito. E basta. Tutta girata. Addirittura mi ricordo che mentre alla prima macchina, quella bianca, le ho detto, ci siamo trovati quasi che lì ha frenato di colpo, ha tirato proprio una frenata e noi si passava ormai andando sempre piano. Ho letto anche il numero di targa, come tutte le persone fanno, dice questa me la voglio ricordare. L'ho ripetuta per 2 o 3 volte, poi quanto il tempo di arrivare in fondo alla strada non me la ricordavo già più. Lei ricorda se era targata di Firenze? Era targata di Firenze e aveva una targa tutta a numeri, non con l'alfabeto, perché noi già avevamo una macchina con l'alfabeto, quindi era sicuramente una macchina con degli anni di differenza, diciamo. Niente, poi prendiamo Era la targata casa a Firenze? Targata a Firenze. Senta, voleva aggiungere qualcosa? Ma come scrivere no? 500 di un'altra macchina. Niente, per tutta la sera è stato un parlottare, dire ma guarda che stupidi si trovano in giro. Però mio marito minimizzava e io gli ho detto guarda Giampaolo che non è assolutamente pensabile comportarsi in quel modo a quell'ora di notte in una strada così isolata, che non esiste una lampadina, non esiste un lampione. Assolutamente non l'accettavo. Quando in genere venivate via, se venivate via di sera da quel posto, vi era capitato episodi simili o era una strada poco frequentata? No. Io dico che in tutti gli anni che ci siamo andati nell'estate forse avremmo incontrato 2 macchine, 3. In epoche diverse? In epoche diverse. E quella sera queste 2, una bianca e una rossa, praticamente... Addirittura mi è saltato all'occhio il fatto che ci fossero 2 macchine. Però l'avevo attribuito anche al fatto che noi siamo sempre venuti via in un orario tipo ora di cena e quindi la gente poteva essere a cena, poi escono e rientrano a un orario giusto come può essere la mezzanotte. Senta, poi quando ha saputo, questo era la domenica sera, che c'era stato un omicidio lì e ha ripensato a questo episodio? Dunque, ascolti, il martedì io l'ho saputo, ho sentito la radio che dicevano però genericamente, parlando di Vicchio, di Sagginale, insomma lì sono tutti posti di campagna, non potevo certo sapere che era un luogo così vicino a dove noi siamo passati. Che era così vicino l'ho saputo il giorno di Ferragosto, perché la signora Lidia mi ha telefonato, dice ma ragazzi, via, venite su, siamo qui soli come 2 stupidi, si passa il pomeriggio insieme, eccetera. Quindi siamo andati lì a mangiare a mezzogiorno, come una consuetudine, diciamo. E nel pomeriggio il signor Bianchi, il marito della signora Lidia, dice a mio marito vieni, andiamo a fare un giro, vieni che ti porto a vedere dov'è il posto. Noi donne ci avevano lasciate a casa anche perché avevo la bambina e sono andati via loro. Addirittura una cosa che non riesco a ricordare è se sono andati via con la macchina di mio marito o con quella del signor Bianchi. Penso più facilmente con quella del signor Bianchi, che anche lui aveva una Citroen, però limousine. Quando tornano verso le 6 di sera, 6 e mezzo, così,
dice mio marito: guarda Maria Grazia, mi porta sempre in quel pezzo di giardino che dà sulla vallata e mi dice: ma lo sai che il posto dove è successo è proprio qui sotto, guarda, in linea d'aria saranno 250 metri. Cioè voi avevate sentito lo scoppio e in linea d'aria era 250 metri, secondo la ricostruzione di suo marito? Certo, da persone che non se ne intendono, certo. Tra l'altro. Comunque questa sensazione di vicinanza. Sì, questa sensazione di vicinanza. E lui dice: ma guarda, praticamente se si potesse fare un quelle curve che ci ha detto. Ecco, fa tutte le curve che deve fare. Quando lui mi ha detto: è qui sotto, a quel punto io ho detto: o sta a vedere Maria Grazia che quello che ha incontrato, che aveva quel comportamento così assurdo, c'entra qualcosa con questa storia. Perché, come ripeto, non c'è una giustificazione minima per pensare... L'ha impressionata molto questo Sì, moltissimo. Quindi cosa ne avete parlato con suo marito di quella sera? Certo, ne abbiamo parlato, poi per esempio anche con i nostri dipendenti, allora avevo anche diverse donne che noi si fa del lavoro artigianale, quindi a mano, è un motivo anche per far passare 2 ore mentre si lavora, non è la Fiat che si sta insomma, ognuno fa il suo. E hanno detto: ma sapete, mi è capitato così, eccetera, ma guarda, davvero, basta, ecco, così, tipo parlarne. Ne parlò con qualche maresciallo, con qualche carabiniere? Allora, dopo passato questo giorno di Ferragosto, del giorno di Ferragosto avrei da dire un'altra cosa. Prego, poi ci deve dire anche se ha riconosciuto le persone. Sì. Comunque andiamo per... Io e la signora Lidia siamo rimaste lì mentre mio marito e suo marito andavano a fare questo giro turistico, chiamiamolo così. Di curiosità. Di curiosità. E la bambina, naturalmente. Mentre eravamo in giardino, però dalla parte dello staccionato dove continua questa strada, perché portava fino a San Martino agli Scopeti. A Scopeto. Sì, a Scopeti. Ecco, è importante signora, dove eravate voi, Fattoria l'Arena, andando su si andava a San Martino a Scopeto? Certamente. Cioè la strada era libera? La strada era libera, quella. Mentre eravamo lì, che era un orario tipo le 4 del pomeriggio, eccetera, io sento il rumore di una macchina che arriva dalla salita, diciamo, da dietro la casa. Sempre da giù? Sempre da giù verso San Martino, sento il rumore di una macchina che sta arrivando. Dentro di me io ero già allerta, perché la mia convinzione di dire: t'ho guardato bene, perché se ti trovo ci prendo una discussione, perché io sono il tipo... Con quello della domenica della macchina bianca. L'ho guardato che macchina arrivava. Però era una 126, un verde stranissimo proprio, pochissimi verdi così ho visto nella mia vita, e una macchina piccola. Dentro al volante di questa macchina c'era, ma questo poi l'ho rimuginato dopo, la stessa persona della macchina bianca, con la differenza che era vestito con una camicina a manica corta rosa, insomma bianchina e rosa, un giacchino da cacciatori, quelli con tante tasche, e un berretto di quelli che danno di omaggio i mangimi polaioli, per intenderci. Ecco. Però quello che me l'ha fatto riconoscere che era la persona che avevo visto quella notte è lo sguardo. Lo sguardo mi ha guardato con una trafotenza, come se in quel momento volesse dire: ma che c'hai da guardare, babbiona? È un termine che è venuto ora. La sensazione sua. Ma la sensazione mia era proprio quella. Un
un'altra cosa da dire, quelle sono strade che passano talmente poche persone che quando 2 o 3 persone si vedono, un minimo di accenno di sorriso o di testa così, buonasera, salve, chi passa in macchina lo fa e chi è fermo a chiacchierare con qualcuno lo fa sicuramente. Insomma. Senta, Chiedo alla signora Lidia, ma lo conosci? Forse lei non ha fatto in tempo a vederlo, oppure dice no, ma sai, in questo momento passano tanti cacciatori perché si stanno preparando all'apertura della caccia, perché effettivamente la caccia apriva il 17 d'agosto, quindi basta, e quello è finito lì. Senta, come lei ha avuto un modo, dicevo, di fare questo suo racconto a organi di polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti? A qualcuno? No. Ne ha parlato con qualche maresciallo? E dunque, passato il Ferragosto, dunque, premettendo che in casa nostra ci frequentava con una certa, non voglio dire assiduità, ma tutti i sabati sicuramente si fermava da noi un maresciallo in pensione, risicato. Dei carabinieri? Sì, mi sembra di ricordare che ci avesse detto, io non ho mai controllato però, che ci avesse detto che lui faceva parte della stazione di Pitti o Boboli, insomma qualcosa del genere. Era in pensione, lui veniva a prendere la messa a Molin del Piano, poi l'avevo conosciuto perché siccome avevamo degli amici in paese che o se avevano dei dolorini o dei disturbi, lui faceva un po' il pranoterapeuta, chiamiamo così. Allora un giorno se lo sono portato dietro per così, tanto per girare per il paese. Ma gli ha raccontato sì. A lui questo episodio di questa sera? E allora gliel'ho raccontato perché è capitato lì il sabato pomeriggio successivo al Ferragosto, quindi dopo 3 giorni credo, perché Ferragosto era mezza settimana. E mentre gli faccio il caffè eccetera, lui sfoglia il giornale perché ce l'avevo sul tavolo. Le ho detto, ma lo sa maresciallo che gli voglio raccontare un episodio, è successo così e così eccetera, solo che non capisco come mai sul giornale parlano di macchine bianche, di macchine rosse eccetera, e uno come me che ne ha viste sia bianche che rosse cosa dovrebbe fare? Gli ho detto, però come ripeto ancora non ero prevenuta assolutamente, perché quindi per me era tutto una battuta parlare di quelle cose, era forse far passare il tempo, tanto per raccontargli qualcosa, perché sennò tutti i sabati c'era da fare i soliti ragionamenti. Ma in quel momento lì era stato arrestato qualcuno? No, io gli ho detto, però senta, lei mi faccia un piacere, siccome lui era un po' ancora tanti amici, tanti colleghi, tutti, detto, senta, se sente dire qualche cosa, tenga presente questo della macchina bianca e la questo macchina racconto, rossa. Perché se poi è il caso io mi sa dire dove devo andare, insomma. E lui, sì, non si preoccupi, eccetera, eccetera. Passa verso la fine del mese, quindi verso la fine d'agosto, passa un'altra volta a salutarmi perché era in partenza per le vacanze. Lui prendeva un mese di vacanza di settembre e dice, io non ci vado giù in Sicilia quando è molto caldo, preferisco il settembre eccetera, e quindi era passato a salutare e gli ho detto, ha saputo niente? Dice no, però stia tranquilla perché so di sicuro che c'è in previsione un arresto, forse 2. Tutto meno male, allora ancora più tranquilla, diciamo. Non si capisce nemmeno che noi. Prego, cosa signor. dice Vanni? Ha detto che non capisce, così il signor Vanni ha detto che non. Forse quando vuole parlare il signor Vanni può chiedere la parola e parlare al microfono. Sì, magari Presidente facciamo finire la testa, insomma, se no sì. Che abbia diritto addirittura a interrompere il testo mi sembra un po' troppo. Grazie Presidente.
Interruzioni ce ne stai tante. Niente, mi dice così. E infatti mi sembra nel mese di settembre, un giorno viene a casa mio figlio, che lui quando esce a fare la spesa compra anche il giornale, mi dice: tieni, vuoi vedere la faccia del mostro, anzi dei mostri? Io guardo queste fotografie in prima pagina, vedo che non è la persona che intendevo io, basta. Da Che aveva visto lei. Sì, mi sono messa tranquilla. Lei ricorda chi erano quelli arrestati? Comunque persone... Ma può essere Mele Mucciarini? Può essere, è una buona memoria. Quindi Niente, cosa succede dopo? la cosa finisce così, mi metto abbastanza tranquilla, dico vabbè, meno male, perché naturalmente in casa: mamma, cosa ti metti in testa? Ma cosa vai a raccontare che uno che ti ha tagliato la strada potrebbe essere... Quindi lei non l'ha raccontata a nessuno? Non sta né in cielo né in terra. Tranne al maresciallo, che poi è deceduto questo maresciallo. Davvero. Vabbè. Poi invece come mai lei si fa viva, se non sbaglio addirittura con il suo avvocato e poi telefono? Sì, allora anche quella faccenda è andata così. Un giorno esco io, era un mercoledì, finito di fare la spesa, mi fermo all'edicola. La Nazione o era in sciopero o l'aveva finita. Allora ho detto, piglierò la Repubblica, e ho preso un altro giornale che non mi ricordo se era l'Unità o l'Avanti. Metto i miei giornali sotto braccio, me li porto a casa, era quasi ora di preparare da mangiare, mentre aspetti che tutti siano in comodo di venire in casa, perché noi abbiamo l'abitazione sopra al laboratorio. Io sfoglio i giornali. A una seconda, terza pagina, quello che è, vedo una fotografia e ci rimango di stucco. Mi scusi perché mi viene la pelle d'oca. Tanto l'emozione è stata forte. E dico: ma come? Ma questo qui è quello che ci ha attraversato la strada. Ma questo è lui. Era la foto di chi? La foto di Pacciani. Premesso che io non mi sono mai interessata assiduamente di leggere cose contro cose, eccetera, eccetera. Oddio mio, e allora adesso che faccio? A quel punto mi sono venuti tutti i sensi di colpa possibili e immaginabili. E se avevo dato retta al mio istinto, andavo a raccontare di queste macchine, di questa notte, di quella data, eccetera, insomma. E allora che faccio, che non faccio? Era un mercoledì, pomeriggio, aspetto di essere sola in casa e telefono in questura. A quel punto mi sono proprio decisa, non potevo rimandare, perché per me era troppo evidente. Chiedo di parlare con l'ufficio del dottor Canessa, mi risponde una segretaria, mi dice: il dottor Canessa non c'è, telefoni domani mattina, lo trova senz'altro. Non mi chiede né generalità né niente. Un centralino, insomma. Sì. E allora, e quello è stato sufficiente a risgonfiarmi un'altra volta, a farmi assalire da tutte le remore possibili e immaginabili. Tenga presente appunto che tutti mi dicevano: ma mamma, ma cosa ti metti in testa di andare a dire che uno ti ha attraversato la strada? Parlò con l'avvocato poi lei? Allora di che faccio? L'avvocato Ventura è l'avvocato di famiglia, anche in un certo senso parente. Allora lo chiamo, dice: avvocato, abbia pazienza, io ho bisogno di chiedergli un parere, perché oggi ho visto una fotografia e sono sicura che quella persona l'ho incontrata così. Signora, per carità, non ne parli a me, io sono l'avvocato del presunto mostro. Del Pacciani era in quel momento? Sì. No, abbia pazienza, non posso ascoltarla. Ho detto: ma scusi, ho capito che lei è un avvocato, però è anche avvocato mio. Io le dico la verità. Ecco, mi permetterà che io mi senta di chiedere a lei come mi devo contenere. Allora lui
mi dice: guardi, le do il telefono di una collega, mi pare che si chiamava o Patrizia o non me lo ricordo, le do il telefono di una collega, ne parla con lei, sente un po' cosa gli dice. Credo di averci parlato anche con questa, una piccola telefonata, insomma, che lei mi aveva detto se vuole può anche rivolgersi direttamente alla questura, eccetera. Però nel frattempo passa un'altra settimana. Una settimana che non dormivo più, che agitavo tutti, che ero insofferente d'ogni cosa, perché per me poi più passavano i giorni, più mi veniva anche un senso di colpa, perché non ho pensato a quello che sarei stata inutile nell'84, ma per Bacco ho detto: se io avevo detto una cosa del genere, potevano essersi mosse delle indagini, delle cose, no. E l'85 non ci sarebbe stato. Ok, abbiamo capito. Quindi lei si rivolge poi direttamente a qualcuno? Sì, allora io telefono in questura e questa volta riesco a parlare per telefono con lei. In procura? Sì, in procura, mi scusi. E io gli ho detto: guardi, io sono sicura di aver incontrato la persona così così, però ho necessità di vedere una fotografia che sia esattamente dell'epoca, cioè dell'84, perché fra pochino erano passati, insomma, erano già compiuti 8 anni abbondanti da quello, perciò in 8 anni si cambia tantissimo. E dice: va bene, non si preoccupi, mi lasci tutti i suoi dati, sarà contattata. E la contattò la polizia. E mi dice si ricorda il colore della macchina? Ma io direi rosso, mi sembra rosso. Ho detto così. Quando ho finito la telefonata, dice: ma Maria Grazia, ma che cosa dici? Avevo accavallato il discorso della macchina bianca con la macchina successiva. Tant'è che c'è un'annotazione che feci io, lei aveva parlato di una macchina nel racconto telefonico. Nel racconto telefonico. Però ho detto: vabbè, mi ha detto che mi contatta e vuol dire che quando lo vedo di persona ne parliamo di questa cosa, perché il racconto che sto facendo ora io l'avrei fatto tranquillamente quando... Vabbè, questa era una telefonata, se non sbaglio, no? Sì, una telefonata, quindi... certo. Io avevo fatto un appunto che poi fornisco alla Corte come documento, a questo punto il contenuto di questa telefonata che ebbi quel giorno. Sì. Infatti vengo contattata, vengo invitata in procura. Forse andò in questura, signor. Comunque per lei è uguale. Sì, per me è lo stesso. Sì. Sono sempre cose dove devi passare attraverso un cordone di carabinieri che ti vogliono documenti. Quando lei fece questa deposizione, siamo nel 92, faceste un sopralluogo, ricorda? Prima ho fatto la deposizione e poi abbiamo fatto il sopralluogo. Io le mostro delle fotografie fatte in questo primo sopralluogo. Lei mi vuol dire se riconosce i posti e comunque se mi... perché il racconto che fece allora e ha fatto successivamente è sostanzialmente quello di oggi. Vogliamo prima mostrare il bivio per la fattoria L'Arena. Lei conosce questa strada? Certo, questo è lo stato attuale. Questa è la Sagginalese, no? Sì. Siamo sulla Sagginalese. Sì, qui è dove si entra, la strada asfaltata, mi scusi, dove c'è il cartello Fattoria L'Arena, si sale di qui. Qua. Sì, sì. Quindi la strada Gira per andare destra. da lei, Sì. invece quella sera voi venivate. Venivamo giù per questa Mentre direzione. la macchina bianca e l'auto rossa erano... Andavano così, sì. E come direzione Il posto, il luogo è di là. Qua, sì, sì. Lei ha presente dietro questa... Dietro, sì. Dietro. Invece Noi abbiamo preso questa direzione a uscire dal video. Com'è? In direzione sagginale, insomma. Sant'Adicchio. Io vedo bene anche, guarda lì. Scusi.
po' accessorio. Come mai così grazie per quella? Dobbiamo mettere l'altra. Questa così era il video per la Ecco, benissimo, qui si sale. È la stessa strada di prima verso Certo. Fa vedere solo la strada bianca sterrata e non l'asfaltata. Quindi i due posti, sia la fattoria L'Arena che la fattoria dei Bianchi, che i due punti dove avete incontrato le due macchine bianca e rossa, sono in questa direzione. Sì, a salire. San Martino a Scopeto è dopo. Dopo tutto, sì. E dice lei all'epoca, ricorda che si andava liberamente. Sì, l'ho fatta in macchina anche fino alla chiesa. Sa se dopo San Martino a Scopeto c'è una fonte di acqua che si chiama No, Parecciana? non ne sono al corrente, no. Ne ho sentito parlare, però io che l'abbia vista non l'ho mai vista, no. E di qua invece, l'abbiamo visto prima, si va verso Ponte Arvicchio. Certamente, sì. Vogliamo mostrare la foto dove quella che dalla piazzola si vede. Questa è la piazzola. Ecco, signore. Questo è il luogo della piazzola, preso dal di sotto, e qua c'è una freccia rossa che la polizia ha rilevato, è la strada che gli fece vedere lei dove era l'auto rossa. Lei l'ha mai vista? C'è mai arrivata fin qui? No, fino in quel Lei punto lì personalmente no. Io ho solo sentito la polizia che diceva quella strada dà proprio sulla piazzola. Che l'hanno indicata nel... Io anche questa piazzola l'ho vista solo quando abbiamo fatto il sopralluogo. Lei quindi l'ha vista dal di sotto? Sì. Questo punto qua, che è la strada che prima si poteva percorrere con il No, carraio, io non l'ho mai percorsa quella solo strada. indicata la Me l'ha polizia. solo indicata. Vogliamo far vedere com'è ora quella strada, come l'ha vista la signora? Ora l'ho vista tutta Dove lei erbosa. dice c'erano le viti. Tutto quello che è cambiato, c'è un palo della luce, perfetto. Ecco, vede, la strada, faccia conto. Dove infilò la macchina rossa. Sì, veniva da quella direzione, ha girato così, praticamente tenga presente il primo metro di erba, va bene, per tutto quel percorso, e ha fatto quella strada. La freccia è la corrispondente di quella che abbiamo visto prima dal di sotto. Lei dice che all'epoca questa era una strada percorribile, la fattoria o il contadino... No, percorribile, quella era una mulattiera, quella chiamata un sentiero. Insomma, se lei facesse uno che tiene il campo arato, ci dovrebbe passare con un trattore. Invece ci infilò quella macchina. Sì. Ma non c'era erba, era ben pulito. Questo... Lei ha detto prima che anche qualche sera prima, alcune volte ha detto il sabato prima. Sì, questo non sono sicura. Aveva visto la stessa macchina rossa. Certo, però appunto lì c'è un discorso che quando l'ho vista, il 29, per me era già una macchina familiare, in quanto delle poche macchine che si vedono circolare in quella zona quando capita di transitare, quella l'avevo già vista per la seconda volta, ecco. Qualche caratteristica particolare sul tipo di colore? No, è una ben tenuta, vecchia, scolorita? No, non proprio un carretto, no. Però un colore stufo di fare il rosso, insomma, era un rosso sbiadito. Insomma, Lei ha in mente, se le è stata mostrata qualche foto successivamente, le caratteristiche di questa macchina? Sì, aveva il sedere di dietro tronco. Perché lei l'ha vista dal dietro? Io l'ho vista salire e girare e quindi ho visto il dietro. Ora, mentre una macchina fa una manovra andando a velocità normale, ti rendi conto che è un'utilitaria, non proprio scaccia, ma insomma... Quando la vide la prima volta era giorno? Sì, era verso le 7:30, le 8 meno un quarto di sera. Senta, lei ha memoria di... lei ha detto, nella macchina bianca quella sera, ha fatto tutto il racconto, che dice
poi ha individuato la persona del Pacciani. Nella macchina rossa ha avuto modo di individuare qualcuno o delle sembianze particolari della persona? Allora, in questa macchina rossa, quando l'ho vista, come ripeto, non so se il giorno prima o una settimana prima, quindi comunque di giorno, sempre o di sabato o di domenica, diciamo, perché dal lunedì al venerdì noi lavoriamo, quindi non si va in giro a fare scampagnate. Quando l'ho vista alle 7:30 di sera, niente, d'altronde quello era una cosa normale, guardare chi chi c'è in una macchina. E le sembrò uno dei contadini della zona o no? Sì, mi era sembrato una persona giovane, io ho giudicato sui 35-40 anni, una cosa non di più. Aveva una camicia anche lui scozzese, però sui toni rosso e verde. Era grosso? Sì, una bella, però non esagerato. Io avrei detto che poteva essere una persona su 90 kg, 80. Senta una cosa, di questa persona ha poi Ho visto che aveva i capelli marroni, castano scuri, insomma. Basta, un faccione bellino pieno, insomma, ma giovanile. Poi le sono state mostrate delle fotografie dell'indagato Lotti e lei ha detto che poteva essere una figura come quella. Può essere? Sì, come figura, somigliantissima. come figura. Sì. Con qualche chilo di meno. Senta una cosa, questa persona che lei vide di giorno, per intendersi, sì, era la stessa che guidava quella notte o non ha avuto? No, non lo di sa. Notte non l'ha vista? Non ho visto. Io ho riconosciuto solo la macchina, perché chiaramente avendola vista abbastanza di recente, ho detto ecco, questo è lui che torna a casa. Okay. Proprio ho fatto questo pensiero. Non ho altre domande, grazie signora. Prego. Martesini? Sì, Presidente. Mi scusi signora, lei ha parlato prima di uno scoppio, come di una gomma di un tir che esplode. Lo conferma questo? Non ha parlato lei dello scoppio, ha parlato della sua amica. Eh sì, che assomiglia, cioè di un rumore. No, la sua amica o parente, non so. Lidia Falchetti. Lidia Falchetti. Lei non ha sentito questo rumore? Io ho sentito un rumore fragoroso. Io l'ho chiamato boato. Lo sa quante volte ho anche detto, perché non andiamo sul posto e uno da giù fa quello che deve fare, visto che sanno tutti, e si sente l'eco della vallata, il rumore come viene? Un rumore di spari, lei dice signora? No, un rumore come quando passa un aeroplano che fa un rumore continuo, quindi. L'eco, dice. Ecco, così. Però lei ha parlato di cacciatori prima, quando l'ho sentito. Ma scusi, ma cosa vuole che ne sappia? Certo, io ho detto, ci picchia, ci sono di già i cacciatori. Non è che ho sentito fare pam pam. Ho sentito un rumore esagerato. È solo allora che ho detto, ma ci sono di già i cacciatori. E la Lidia dice, no, mi è sembrato di più lo scoppio di una gomma. Allora ho detto, se è un pneumatico è un tir. Questo era per enfatizzare quanto il rumore fosse... Ma può localizzarlo rispetto al posto dove era, se era sopra la vostra abitazione? No, veniva dalla valle verso di noi. Veniva dal basso? Sì, certamente. Ecco, Io stavo guardando in basso e quel rumore è venuto dal basso. E le dirò che ho guardato proprio in quella direzione. Proprio... quella direzione che poi ritorna col discorso della posizione. Saprebbe indicare nuovamente, evidentemente. Come? Saprebbe indicarla ancora questa direzione se qualcuno... Certamente. Certo, la ringrazio. Ecco, ma tra questo scoppio, poi lei andrà via da questa casa e incontrerà questa macchina bianca. Sì. Quanto tempo è passato, circa? Senta, io ho fatto anche diverse volte delle prove dal mio terrazzo, aspettare che ci fosse proprio quel crepuscolo inoltrato
uguale a quella sera. Può stare certo che era intorno alle 10:25, 10:40, non prima e non dopo, perché sarebbe stato troppo buio. Era proprio al limite, l'ho detto, in quel momento si intravedeva la bambina Bianchi perché aveva una maglietta bianca, perché la mia bambina, che era vestita di colore, già si confondeva con lo scuro degli alberi. La ringrazio. Senta, io le volevo fare un'altra domanda. Lei ha detto che la macchina bianca procedeva a fari spenti. Con 2 piccole lucine Aveva di quelli posizione. di posizione, ma ci si vedeva quella sera abbastanza da poter guidare con i fari spenti? Visto che anche una strada... No, era una strada parecchio buia. andava molto forte, No, buia. Però la macchina si vedeva bene. quei fari... Sì. Ecco, non pensa che li possa aver... Lei ha visto mai questa macchina che incrociava prima quei fari grandi? No, mai. Quindi viaggiava sempre a fari spenti. Cioè quei fari di posizione, non spenti completamente. Sì. E ci si vedeva comunque abbastanza. Lei che distanza l'ha vista più o meno? Cioè non i faretti, la macchina come sagoma. La macchina l'ho vista che era posizionata sulla strada in salita prima di fare la curva per venire verso Ora, di signora, noi. questi posti li conosco, però non vorrei sbagliare. Quando ha parlato di questa specie di strada da tratturo, ha detto, se non mi ricordo male, che in alcuni punti, quando pioveva, si formavano delle spaccature, vero? Sì. Se è quella che... No, ma solo in quel punto lì dove eravamo noi si formano le spaccature, perché c'è molta pendenza. È molto pendente. Molta pendenza. Presidente, io penso, e lo rinnovo questa istanza però, che è molto difficile per coloro che sono stati con la signora a vedere queste strade capire esattamente la dinamica di questi posti, e quindi forse sarebbe la cosa migliore andare a fare un sopralluogo con la signora per indicare, e con il signor Lotti, esattamente tutti questi luoghi indicati sia dal Lotti che dalla signora. Ma io volevo sapere questo: quando questa macchina ha imboccato, se ho ben capito, questa specie di tratturo, poi lei l'ha vista fermarsi o ha proseguito? Ma lei di che macchina parla? Scusa? Della bianca, signora. Allora, la macchina bianca ha fatto questa svolta velocissima davanti a noi e ha dovuto tirare un'inchiodata dopo 3 metri. Ha preso questo... Certamente. Perché se no andava andava di sotto. Io Non questo avevo l'ho capito. visto Certo, quando chiaro. sono ripassata a Ferragosto, perché a quel punto quella curiosità di vedere dove era entrato mi era venuta, ma sempre perché io ricordavo la persona che voglio farci la discussione. C'è dubbio. Ed è entrato, gli posso assicurare che lì è fatto così. Naturalmente da chi viene da giù verso su lo vede benissimo. Era dalla mia posizione che non si vedeva che c'era quella possibilità. Però uno che viene molto veloce e dovrebbe essere proprio, oppure con una bella luce, vedere dove entra. Lì c'è stato proprio uno sbaglio di manovra, chiamiamolo, perché 1 metro più indietro avrebbe imboccato la strada che invece permetteva di camminare, diciamo. Invece questa macchina è entrata proprio in un pezzettino che sarebbe cascata di sotto da un balzo come questa altezza. Una specie di aiola sopraelevata. Ecco, ma lei mi conferma che allora, io signor, ho capito, lui va in una piazzola per non venirvi addosso, va bene? Quindi con una manovra spericolata Sì. e abile insieme. Ma quel tratturo dove porta? Non lo so. Per me non porta. Comunque non era, se lei si ricorda, agibile a quei tempi, quella stradina. Non lo so, non me ne da una sono nemmeno macchina. interessata. Io mi sono interessata Della semplicemente piazzolina dove di lui si è vedere dove quello lì è entrato con la macchina e ha frenato di colpo. Basta, poi non avevo motivo io di vedere dove va quella strada. La ringrazio, signora, nessun'altra domanda. Rinnovo Prego. l'istanza perché sinceramente, Presidente, un momento, scusa, niente, è finito. No, devo dire al Presidente una cosa. La ringrazio, signora. Posso dare? Ho detto, No.
Ho sentito la ringrazio. Presidente, comunque riformalizzo, se non la formalizzo neppure, se l'abbiamo la Corte capito, riterrà opportuno di vedere tutti noi esattamente questi luoghi, penso che sarebbe molto utile. Va La bene. ringrazio. Altre parti civili? Signor Avvocato Presidente, Pellegrini? una domanda, signora. Con la coda dell'occhio oppure girandosi indietro quando è passata la macchina bianca, dopo che la macchina bianca si è fermata, lei ha visto se rimaneva ferma o se riprendeva la strada in salita? No, io ho visto, no, perché poi praticamente la curva che ha fatto la macchina bianca salendo, Sì. scusi tanto, l'abbiamo fatta noi a scendere e quindi automaticamente girando in quella strada Restava non c'era nascosto. più la possibilità a parte che non mi è venuto in mente di girarmi, comunque vada, non sarebbe stato possibile vederla. Grazie, signora. Prego. Parti civili? Sì, grazie, signor Presidente. Signora, a proposito dell'orario nel quale lei con suo marito e la bambina andaste via dalla casa dei vostri parenti ed amici, lei riferì qualche cosa a proposito dell'ora legale, si ricorda? Sì, però questa cosa dell'ora legale è saltata fuori perché quando io ho fatto la prima deposizione e a un certo punto ero anche, interessata a sapere se ero stata utile, se avevano potuto risalire a qualcosa, eccetera. E allora ho telefonato io, ho parlato con l'ispettore e le ho detto, ma non ho saputo niente, che mi dice, insomma, dice, no signora, guardi che lei ci ha dato delle informazioni che sono assolutamente inattendibili, non tornano gli orari. Ecco, scusi signora, questo le veniva detto dopo la sua deposizione Certo, del 1992. Dopo la sua deposizione, dopo il sopralluogo, dopo che ormai cominciava a poco il processo, credo, Di Pacciani. di Pacciani. Quindi lei si riferisce, mi scusi signora, alle informazioni rese fino al 1992, dicembre 1992, sì. quando le fu detto che erano inattendibili, non tornavano con gli orari. Non tornavano. Allora io a quel punto ho detto, ma cosa ci può essere che non torna con gli orari? Io sono sicura di avere detto tutto quello che stava. Ho guardato l'orologio che faceva mezzanotte meno 5 minuti, ho pregato mio marito di allontanarci, perché così tardi non l'avevamo mai fatto. E quindi si ricorda- L'orario del rumore particolare, l'avevo detto che era un crepuscolo inoltrato, insomma ci si vedeva a malapena fra di noi in uno spazio grande come questo parterre. Tutto quello che ci può essere di sballato, ma era una mia supposizione, è che non abbiamo tenuto conto dell'ora legale, che io ho guardato un orologio magari che faceva la 1 meno 5 in realtà e che però segnava mezzanotte meno 5. Quindi per fu me- una sua supposizione, signora? Certo, Ma sì, questo sì. glielo dico, signora, perché quando lei fu sentita il 26 marzo 1996 espresse un concetto simile, ma non completamente, perché lei disse testualmente: all'ispettore comunicai che l'orologio di casa di campagna della famiglia Bianchi, presso cui ero ospite la sera del 29 luglio 1994, non era stato regolato secondo l'ora legale, per cui quando avevo riferito che potevano essere state intorno alle ore 24, quando eravamo andati via, doveva intendersi che si trattava in realtà delle ore 1 del giorno successivo. E cioè in questo verbale lei, parlando con l'ispettore Lamperi, con gli altri investigatori, dà sostanzialmente per certo che non fosse stato regolato l'orologio e quindi fosse l'1 quando lei è andata via, mentre ora mi sembra di capire che... Senta, siccome io sono assolutamente sicura di quello che ho visto, di quello che la mia mente ha fotografato, Sì, ma questo non è sì, nessuno no, dubbio. dicevo, mi sembrava talmente inverosimile che potesse essere messo in dubbio quello che io avevo raccontato. Ecco, mi scusi, E io signora, ho capito, trovato capito, sì.
Poi le dirò che con la signora Lidia mi era capitato di parlare, e una volta che avevo chiesto l'ora, le ho detto che è giusto quell'orologio. Mi ricordo una volta, dice: oh, per carità, non guardarci, noi in campagna, guarda, non portiamo orologi, non sistemiamo niente. Quindi è del tutto verosimile che potesse essere l'una meno 5 anziché mezzanotte meno 5. Io non lo escludo. Signora, scusi, le altre cose per le quali gli investigatori le dicevano che la sua deposizione risultava inattendibile, oltre a quella dell'orario, quali erano? No, io penso che era solo gli orari. No. Senta signora, lei si ricorda quante volte fu sentita dalla polizia o dal pubblico Scusi, ministero? non ho capito bene. Si ricorda quando è stata sentita la prima volta? La prima volta, dunque, doveva essere un dicembre 92? Lei ebbe questa conversazione telefonica col dottor Canessa, Forse data 2 dicembre 1992. Sì, 2 dicembre. E si ricorda che quando fu sentita rispetto a questa telefonata? Sentito per telefono. È possibile il 4 dicembre, signore, Sì, cioè 2 giorni dopo? Sicuramente. E poi... Successivamente, signora, lei è stata sentita, come prima le ricordavo, il 26 marzo 1996. È corretto? Marzo? Mi ripeta la data? Il 26 marzo 1996. Quindi eseguì insieme agli investigatori il sopralluogo il 29 marzo 1996. Domanda quella del 26 marzo. Scusi, mi faccia fare un po' mente locale. Siamo nel 97, giusto? Io ho fatto un sopralluogo con la prima deposizione, un sopralluogo con la seconda. Sono stata sentita una volta. Comunque, signor Presidente, le date evidentemente sono pacifiche perché non c'è ce l'ho lette, problema, quindi quelle sono Avete verbali, soltanto avete verbali, per le sentire date se la sono signora quelle si ricordava. Mi riferisco, signora, sempre alla telefonata che lei ebbe col dottor Canessa, nella quale appunto parlò di aver visto un'auto rossa a fari spenti. Lei ha spiegato che non appena riattaccata la cornetta si rammaricò con se stessa, dice: ma come, io l'ho vista bianca e vado a dire che l'ho vista rossa. Quello lo posso... In questa telefonata lei riferì anche del colloquio avuto col maresciallo Risicato, che testualmente viene qui riportato, e le ricordo che nel corso dei suoi interrogatori successivi le fu riletta questa nota del dottor Canessa e lei confermò che quello che appunto era riportato su questa nota era, non c'era ovviamente da dubitarne, esattamente quello che lei aveva riferito al dottor Canessa. Quindi in questa conversazione telefonica le disse fra l'altro che di queste cose, cioè dell'auto rossa che lei aveva visto, parlò all'epoca col maresciallo Risicato dei Carabinieri di Pontassieve, che le riferì che gli inquirenti cercavano un'auto bianca, per cui lasciò perdere. Lei si ricorda di aver detto Io mi questo? ricordo che ho detto: ma senti, io l'ho vista bianca e l'ho vista rossa, e di conseguenza per me non esiste questo problema. Posso aver avuto... Senta signora, lei si ricorda se nell'interrogatorio del 4 di dicembre lei chiarì immediatamente che in effetti non era una macchina rossa ma era una macchina bianca? Perché lei dice: ho riattaccato il telefono, come riattaccato mi sono rammaricato, dice: ma come, sono tanti anni che sto pensando a questa cosa, ho la prima occasione per parlare con un investigatore e mi sbaglio sul colore, giusto? Sì. Ecco, lei 2 giorni dopo fu sentita dalla SAM, all'epoca così si chiamava. Si ricorda se rettificò, se disse subito: Allora, guardate, riprecisiamo anche questa. Con loro sono sicurissima che abbiamo parlato di macchina bianca, addirittura bianca color panna, mi hanno fatto vedere tutte le fotografie, 7 fotografie per il riconoscimento della persona che mi interessava di riconoscere. Questo lo dico signora perché lei così testualmente si espresse:
Circa il colore non voglio esprimermi con assoluta certezza, anche se ritengo che propendesse sullo scuro. Allora. Non era dotata di poggiatesta. Ho una spiegazione tranquillissima per questo. Mi dispiace che non faccio fare, insomma, non so chi è che fa bella o brutta figura. Lo so io. Durante questo interrogatorio ho guardato tutte le fotografie, senza esitazione ho trovato quella che corrispondeva a quello che a me interessava per il mio ricordo della persona che avevo visto nella macchina bianca. Era tutto un via vai di entro dall'ufficio, esco dall'ufficio, tipo andare a consultarsi con qualcuno, una cosa o un'altra. Poi a un certo punto io ho accusato una certa fretta di stilare il verbale, perché insomma bisognava chiudere, diciamo, quella, come si può chiamare? Verbale? Questo incombente. Verbale. E uno di queste persone ha detto: non possiamo scrivere del colore bianco, perché la signora ha detto al PM che era rossa e quindi diciamo genericamente che è scura. Genericamente che è scura, scusi. Cioè per loro non era particolarmente importante che si segnasse. Questo, scusi signora, nonostante che lei avesse fatto presente, ma guardate che l'ho vista bianca. Ascolti, può darsi che anche io dopo 2 ore fosse stata un po' giù di tono. Per me la cosa era importante, quella che io ritenevo importante, era che avevo riconosciuto la persona che avevo visto. Ho capito, però signora, lei dovrà comprendere che è importante anche certamente, ciò certamente. che lei ha dichiarato in altre occasioni, no? Lei ha parlato di macchina rossa e va bene, si era sbagliata, benissimo. Va il giorno dopo, 2 giorni dopo in questura, fa presente di questo errore, comunque... Scusi, avvocato Barattini, io non è per carità. Prego, prego. Solamente una cosa mia, lei è sempre difensore di Faggi. Sì. Signor Presidente, io ho interesse a vedere un altro tipo di ricostruzione nel suo Io insieme. volevo solamente sapere quello, cioè sono interessato, va bene. Però se no sembra che abbia qualcosa da nascondere. Prego. Io non ho niente da nascondere. No, lei no. Io sono Neanche sicurissima. noi abbiamo nulla da nascondere. Comunque, ecco, questa frase, voglio esprimere con la sua certezza, anche se ritengo che propendesse sull'oscuro. Come ti ripeto, è stata una decisione delle spiegato come è persone andata, che stavano in non ufficio. credere, e questa è la verità. Dice: guarda, al PM la signora ha detto che era rossa, bene. non possiamo scrivere che era bianca. Bene. Allora mettiamo genericamente che era scura. Avevano tutti una gran premura ad andare a mangiare, scusi se glielo dico. Senta signora, vorrei sapere un'altra cosa, ed è l'ultima. Se in questo contesto, e cioè il 4 dicembre 1992, scusatemi, lei parlò della seconda macchina, e se non ne parlò, quando ne parlò per la prima volta? Senta, la prima volta che ho parlato della macchina rossa l'ho fatto con un giornalista, una persona degnissima che ha rispettato. No, io mi riferisco, signora, agli inquirenti. I giornalisti interessano molto, ma relativamente dal punto di vista processuale. Prego. Allora, la prima volta ne ho parlato con una persona che subito dopo aver fatto la prima deposizione, passato un pochino di tempo, mi suonano nel campanello a casa, mi si presenta questa persona e io ho detto alla faccia della riservatezza, perché mi avevano detto di stare tranquilla che non sarei stata rintracciabile. Comunque, siccome sono una persona molto ospitale, l'ho fatto entrare, abbiamo parlato del più e del meno e io le ho detto: ma senta, guardi, veramente avrei avuto la necessità eccetera. Niente. Comunque, scusi, abbia pazienza signora, se no veramente diventa un pochino troppo articolato il discorso. E corrisponde al vero che lei il 2 dicembre del 94 non parlò di questa seconda auto? No, non ne ho Non ne parlato. parlò.
Ed è vero che invece ne parlò nel verbale di 4 anni dopo, cioè il 26 marzo 96? Sì, in quell'occasione senz'altro. Grazie, un'altra domanda. Avvocato Pepi, signora, senta, lei ha parlato anche stamane di questa macchina che insomma alla fine dovrebbe essere bianca ma che prima era rossa e poi è di colore scuro, che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada alla macchina guidata da suo marito, no? Sì. Ecco, io le chiedo, temporalmente, quanto è durata questa operazione? Contando fino a 30. 30 contando? 1, 30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, facciamo 20, va? Quindi per un venire tempo incontro. estremamente limitato, devo dire. Una cosa rapidissima. Rapidissimo. Era buio in quel periodo. Sì, La macchina che proveniva aveva i fanalini di posizione, quindi non era illuminata particolarmente. sì, ma io la illuminavo Ho con i capito, fari. signora, io l'ho chiesto dell'altro, quindi Sì, era buio, certo. strada di campagna. E lei in così pochissimo lasso di tempo è riuscita a individuare perfettamente tutto quello che c'era dentro, anche le caratteristiche che è stato anche dai parrucchieri e ai guidatori. Sì. C'aveva anche l'orologio per caso, signore? Avvocato, domande deve fare, no? Io gli ho Non chiesto, sì. Gli ho chiesto, ma Presidente, se aveva anche non l'orologio. mi scusi, non mi crea nessun problema, perché io sono certa di quello che dico. La cosa non proprio... Dica pure. Quindi lei ha visto in questo lasso di tempo non solo come era vestito, ma anche addirittura mi ha detto il tipo di atteggiamento dello sguardo. Sì, In neanche 30 secondi, ne prendo atto. Senta signora, in questa macchina che lei ha visto a questo punto così bene, anche se in questo lasso di tempo così limitato, c'era soltanto una persona? quello che ho visto io era una persona. No, quello che ha visto lei. Accanto a lui non c'era nessuno. Non posso escludere che sul sedile di dietro ci fosse qualcosa. Comunque accanto non c'era nessuno. Accanto non c'era nessuno. Nella seconda macchina Non ho visto. ha visto solo il guidatore. Ho visto, no, neanche il guidatore, ho visto solo la macchina. C'è girato. Bene, io non ho altre domande. Mistero? Sì, chiedo scusa. Siccome l'avvocato Franchetti parlava di una eventuale necessità di sopralluogo, alla quale io mi oppongo perché ci sono addirittura le foto di 2 sopralluoghi in atti, volevo mostrare alla Corte per intero il verbale di sopralluogo del 92. Questo per 2 motivi. Primo, perché già nel 92 si fa vedere esattamente il posto spiazzo rispetto alla fattoria L'Arena e alla casa degli amici dove è andata la macchina bianca, ma si fotografa addirittura nel 92, dove poi nel verbale non si dà atto dell'altra macchina, il luogo dove poi la signora ci ha detto c'era la macchina rossa. Quindi nel 92 gli inquirenti addirittura fanno la foto di questi 2 posti che sono assolutamente diversi. È in atti, li volevo rimostrare per vedere se sono quelli che ha indicato la signora all'epoca. Così ci toglie il preventivo. Bene. Allora, questa è una foto che fu fatta su sua indicazione, gliela descrivo io per quello Certo, che si legge, certo. dove si vede casa degli amici, la va curva in su. e lo spiazzo E lo sulla spiazzo, destra, ecco. dove andò la macchina bianca. Certo, lei consideri che nell'84 tutto questa particolare rasoterra, diciamo, Erano arbusti. era roba tutto alta. altissimo, Questo non è c'era netto. recinzione. Bene, mostriamo l'altra foto, quella dove... Ecco, questa invece è la curva prima, lei ha parlato di 200 o 300 metri prima, lei ha indicato l'Arena, sulla destra la casa degli amici e sulla sinistra quello che era il tratturo che va poi alla piazzola. Ricorda? Dunque, no, questo Prego, qui? prego. Lì siamo in direzione Casa l'Arena, giusto? Bene. Andando in su per la strada comincia l'erta per arrivare alla Casa Bianchi. Quello è lo spiazzettino dove è entrata la macchina
e subito accanto c'è invece il tratturo che forse avrebbe potuto essere l'inizio di una strada che andava... Avevo capito male io. Benissimo, grazie. Non ho altre domande. Signora, una sola cosa. Quando lei dice di aver visto quella macchina rossa con la trunca nei giorni precedenti, il sabato sera, domenica sera, dove l'ha vista? Sempre sulla strada in salita, sì. Diciamo nella posizione di una macchina che sale dalla strada provinciale, fa la strada per venire in su, con la differenza che invece di continuare e incrociarsi ha girato in questa stradina nel campo che poi porta a sopra la piazzola. Sempre quella manovra lì l'ha vista fare? Sempre quella manovra lì, identica. Le ripeto, non mi ha nemmeno stupito vederla la notte fare quella manovra, perché io ho proprio pensato, questo è quello che abita lì e che rientra. Lei poc'anzi ha detto che non aveva visto il conducente di quella macchina. A domanda dell'avvocato Pagattini o dell'avvocato Pepe. Come fa a dire che era il della notte? Che Lotti somigliasse con qualche chilo in meno? Senta, mi ricordo questo ragazzottone, insomma, un uomo sui 40 anni, che andava tranquillo, quindi ho avuto il tempo di guardarlo, così come si guarderebbe, come guarderei lei. Questo la sera prima, il giorno prima? O il giorno prima di giorno. O una settimana prima. Poi ha riconosciuto solo la macchina, è così? Ecco, poi dopo ho visto solo la macchina. Cioè quella sera che fece la manovra lei non l'ha visto? No, invece l'aveva osservato nei giorni precedenti. Io l'avevo osservato, tant'è vero che ho riconosciuto la macchina, cioè ho detto, ecco, questo è lui che torna a casa, anche lui è uscito, era festa e rientra. Bene, se ci sono altre domande... Nessuna al PM. Ecco, no, l'avvocato Pepe. Avvocato Pepe, signora, senta, le volevo chiedere, perché io non me ne sono occupato nel giudizio di primo grado nei confronti di Pacciani, ma lei è stata sentita come teste in quel processo? No? Ecco, nemmeno lei allora a questo punto, dopo che l'aveva riconosciuto così bene, ci lasci finire la domanda, signora, per favore. Dico, visto che lei dice di essere così certa di aver riconosciuto in maniera così precisa il Pacciani, come mai durante le fasi del processo non chiese al pubblico ministero di essere sentita? No, io l'ho fatto, ho telefonato, non so se loro avranno tracce di questa telefonata, ho detto ma come mai io non sono sentita? Dice, lei non è più in tempo, se crede può mandare una lettera al presidente. Questo glielo disse la polizia, signora? Sì, se crede può fare una lettera al presidente per essere sentita. A quel punto io mi sono smontata, ho detto ma sai che fate come volete, io il mio dovere l'ho fatto. Non me la dà. Io il mio dovere l'ho fatto. Mi sono liberata, come gli ripeto, anche di un senso di colpa nei confronti dell'ultima coppia, perché io da allora ho sempre detto, accidenti a me, a quando non sono andata a dire queste cose che potevano alla mia famiglia sembrare delle stupidaggini, perché forse da cosa poteva nascere cosa. Vabbè, comunque lei, signora, non è stata sentita. No, non sono stata sentita. Bene, può andare, signore, grazie. Sospendiamo 10 minuti. A voi, buongiorno.